Prova ad alzare un braccio. Ah! Porco cane. Ma dai! Sei fuori! Ehi, è comodo. Signore e signori, lo avete già capito nel titolo, oggi in questo nuovo Spacchettateca andiamo a scoprire il nuovo esoscheletro di Festool, l'Exoactive. Andiamo a capire come si configura, a cosa serve. Raga, sono veramente agitato e emozionato per questo nuovo giocattolino Festool, anche se l'ho già provato e l'ho già testato quando sono andato a fare l'esperienza di test nel Festool Temporary Store a Torino, dove ho ritirato questa unità di test che differisce dalla versione ufficiale di pochissime caratteristiche, ma ve le spiego meglio. Andiamo dritti alla ciccia. Wow! Allora, scatolone, fogliettino. Ah no, questo qua è quello che mi hanno dato là quando l'ho testato con tutte le misure delle varie configurazioni proprio per il mio fisico. Sono leggermente fuori scala, raga, come ormai la mia vita mi ha abituato ad essere. Questa è un po' più piccola, immagino che sia il pacco batterie. Ah, e qua abbiamo un altro scatolizio per un totale di 2 scatole e ci togliamo un po' di roba. Allora, qua dentro abbiamo l'esoscheletro e qua, come immagino che sia, vediamo se si può anche non aprire, come è facile intuire, abbiamo le 2 batterie 18 volt, 4 ampere ora Bluetooth che servono per far funzionare appunto l'esoscheletro che, come è intuibile, funziona a batterie. Una dovrebbe essere tipo, ah ok, è tipo una retina, penso, per metterlo dentro, perché comunque una delle differenze che c'è fra questa versione e quella ufficiale di lancio è il fatto che non viene ovviamente dato con questa scatola. Non ci sarà un sustainer per il trasporto, ma è stato fatto una custodia in questo polistirolo duro qua, che lo si può prendere, si può portare in cantiere, si può rimettere tutto dentro esattamente come con le configurazioni per la vostra statura. Qua invece abbiamo un veloce quick start guide da vedere appunto come si allaccia, come si mette, come si fa, ma questo lo vediamo insieme tra pochissimo. Qua il manuale, vabbè, batterie, manuale dell'esoscheletro, niente di emozionante, niente di speciale. Veniamo al nostro pezzo forte. Io lo so che voi state pensando che con l'esoscheletro si diventa tipo Iron Man. Lo so che vi immaginate questa cosa qua voi. Detto questo, signore e signori, abbiamo il nostro esoscheletro. Che robetta. Oltre a questo, dentro troviamo 2 coperture che capiamo meglio dopo dove vanno. La prima roba da fare è agganciare il supporto lombare qua. Da quello che ho capito basta tirare giù questo, infilare, chiudere e lui si muove. Ora vediamo bene come regolarlo in base alla vostra statura. Abbiamo settato quello che è l'esoscheletro su quelle che sono le tue misure. Queste sono solo misure indicative, quella che è la tabella che forse hai filmato anche prima. Sì, sì. Cose che si possono regolare sono la larghezza Si delle regolano spalle. la larghezza delle spalle da questa parte. Molli questi e apri. Si regola la lunghezza di questa parte, Per che è una delle parti più importanti, che è la parte di appoggio qua dietro lombare. Ok. Esatto. E naturalmente questa parte dove è l'appoggio sul braccio vero e proprio. Che deve andare che qua deve sotto? stare esattamente, 2 o 3 dita deve stare più o meno qua. Esatto. Perfetto. Quindi inserisci 1 e 2 come se fosse uno zaino, esatto, quindi mettilo dritto. Mi sembra di diventare Possibile. Iron Man. Allora, prima cosa, lo senti bene qui sulla Sembra parte? un pelo basso. Ora più su. Più su? Un po' meglio? Così? Tieni conto che dopo lo stringi, Ok. No, tiralo. Tira ancora. Ah, ok, quindi va su. Raddrizzarlo, non troppo. Devi fare caso, adesso qua non abbiamo uno specchio, ma nel momento in cui qua hai Questi vanno all'altezza. hai 2 tacche qua, non so se si vede da lì, sì, vedi sì. che le vedi, ok? Queste 2 devono essere nella spalla, quindi così è leggermente alto. Quindi secondo me è meglio metterlo un pelino più basso, più o meno così ci siamo, ok? Ora, quello che hai fatto prima, chiudi qua sotto prima, chiudi e tira. Questo deve essere tipo zaino che porti in giro quando sei... Ok, quindi teso qui, sembra di adesso qui. Trasformarmi. Qua fai attenzione perché c'è lì il microfono, quindi fallo un po' più sopra, in realtà pelino che sei più comodo. Ah, perché c'è questi che... Sono queste Figo. fasce, esatto. Ma ti dirò. Ok, a posto. Allora, se così te lo senti su bene, c'è la parte dietro così, devi attaccare questi che sono gli ultimi. Questo lo metti così, qui hai questa fascettina verde che devi tirare e arrivare qua indietro, che è praticamente magnetico. Quindi lo fai tranquillamente da solo, senza bisogno che così tira.
senza stringere troppo, che tanto ti serve solo per non farlo uscire. per non far uscire il braccio, quindi non ti serve averlo anche troppo stretto. Stessa cosa fai così di là. Fortissima questa qua. Clac, e giù che devi clac, a posto, tiri, finito, a posto. Quindi una volta che avete settato il vostro esoscheletro sulla vostra corporatura, potete infilarlo. Ora vi faccio vedere quanto tempo ci vuole per infilarselo e per essere pronti per lavorare, compresa l'accensione e il caricamento della bombola dentro. 3, 2, 1, via. Messo. Perfetto, siamo pronti a partire. Alziamo le potenze. Eccolo qua. A questo punto vi spiego esattamente come funziona. Accensione ufficiale. Da qui si accende. Tieni schiacciato un paio di secondi, 2-3 secondi. Fino a quando non si accende, a posto. Parte il compressore perché funziona con aria compressa. Qualche secondo prima che ti riempia. C'è un serbatoio. Serbatoio, sì. Piccolo serbatoio di mezzo litro, un litro. Chiaro. Non mi ricordo di quanto di preciso, comunque piccolino, che ti fa da serbatoio anche durante l'utilizzo. Quindi qui il compressore partirà in base a quanto si scarica. Quante volte Ok. alzi e abbassi le braccia. Ok, quindi carico. Ok, così è carico. Ora hai tre possibilità in realtà, cioè due possibilità. Regolazione della potenza tramite questo, fino a massimo di 5 kg per braccio. 5 kg per Quindi braccio. 50 newton sono di potenza, quindi che sono circa 5 kg. Ok. E hai 5 livelli, quindi tieni conto che più o meno ogni tacca sono 1 chilo. Poi hai diversi livelli, 3 livelli di utilizzo. In questo momento hai tutti e tre i livelli attivi, quindi ti lavora praticamente su tutta questa parte. Se da qua modifichi, puoi modificare così la parte solo alta, che la parte alta ti parte da qui in su. Nel momento in cui lavori basso non si attiva. Nel momento in cui alzi le braccia, se... Esatto. No. E io tiro giù, si E spegne. si spegne, esatto. Se no lo fai su tutto e ti parte un pezzo prima. Così era il minimo, quindi in questo momento era proprio pochissimo. Io te la metto a metà adesso. Parte il compressore naturalmente perché ti serve più potenza e ti do questo. Quindi facciamo finta. Ah, ok, quindi mi tiene su completamente. Sì, sì. Ok. Nel momento in cui senti che lo sforzo Vedi, parte così era a subito metà. appena faccio. E adesso appena fai così sente che perché ti ho messo tutti e tre i livelli, mentre prima ti avevo messo il livello più alto. Ok, quindi il funzionamento, come avete visto a grandi linee, avete questa specie di radiolina che ha qua sotto i selettori per selezionare le zone di intervento, quindi c'è una bassa, una media e una alta, diviso su 3 zone e 5 potenze che regolate con la levetta. Ora l'unica opzione che non ha questa macchina che ho oggi come test è la funzione del Bluetooth. Cosa serve? Semplicemente si collega sull'app e dall'app potete regolare tutte queste altre funzioni. E per adesso manca il Bluetooth, sì. Qua c'è la possibilità di connetterti, vedi che c'è la connessione Bluetooth. in Questa questo ancora, manca il Bluetooth. In questo ancora manca E cosa perché fa il ancora non è. Bluetooth? Bluetooth ti connetti all'app All'app? e ti regoli, puoi regolarti le impostazioni tramite quindi l'app. ti metti lì, dici voglio essere più forte, più alto, più bello. Esatto. Più barba, meno barba, occhi verdi. Ok. Oggi non lo vediamo in azione in particolari ambiti, proprio perché uno, in falegnameria nel mio caso non c'è così tanto che faccio con le braccia alzate, però prossimamente dovrò fare dei lavori che necessitano l'utilizzo dell'esoscheletro, o meglio, sarebbe bello testarlo in quelle condizioni di utilizzo, per cui se non vuoi perderti i prossimi video iscriviti al canale. Ora risponderò alle domande che mi avete fatto su Instagram quando vi ho chiesto nelle storie cosa volevate sapere dell'esoscheletro. Una delle domande che mi è arrivata e che mi sono posto anch'io è: ma come cavolo fa a funzionare? Che cos'è che ti fa muovere esattamente? Effettivamente che cos'è che ti sposta in su? C'ha dei pistoncini, Da qua, sì, qua c'è questi tubicini qua, passa l'aria compressa che c'è un sinceramente va qua dentro e non so come funziona di preciso perché non me l'hanno fatto vedere neanche a me. Questa parte qua ci sono i tubi dell'elettronica e i tubi dell'aria compressa. Ah, quel mini tubicino lì. Tubicino Non qua, l'avevo sì. neanche visto perché era proprio un pelo sotto. Il tubicino lì ti porta l'aria compressa lì. Nel momento in cui tu fai questa cosa, l'aria viene riciclata. Ritorna nel Quindi serbatoio. tu fai così, arrivi. Wow! Non ci credo! Se stai così fermo, praticamente tu puoi stare tranquillamente appoggiato così. Potenza massima, vai. Questo sono totalmente mollato adesso. 50 newton, cioè 5 kg per braccio, quindi tu hai un braccio pesante, quindi Ma poi penso che anche con anche la leva, lunghezza, se la io leva, sto la in leva. fondo qua e dici, Qui è la leva, questo va giù. qui è la leva maggiore che ha, perché ti tiene da qua, mentre lui comunque la forza la fa sempre da qui, vuoto. più hai tutto il resto di lunghezza, quindi io devo saltare per arrivare là in alto. Adesso ti faccio fare una cosa bellissima, tienti su così, sei lì fermo, immobile, fermo
Oh! Non ti rendi conto finché non ti muovi, effettivamente. Questo lo chiamiamo exo moment, perché è il Ok. momento in cui ti rendi conto Che ti effettivamente sta tenendo. dell'aiuto che tu hai, esatto. Così però per farti vedere lo stand by. In Ok. questo momento tu sei in stand by perché sta lampeggiando, sta riciclando, non si è svuotato il serbatoio, quindi comunque se così puoi muoverti come vuoi, non partirà mai. Quindi quando Così metti in pausa sei in praticamente pausa, che è come esatto, c'è il quindi puoi simbolino. fare quello che vuoi. Ta ta ta, Devi ta fermare ta per prendere il caffè, quando poi riparti a lavorare, ripremi lì e lui vai a tifare. Bellissimo. L'altra domanda che mi avete fatto è con quali batterie funziona? Con che tipo di batterie funziona? Quelle lì 18 con le batterie volt normali 18 volt, questa Ce- è ce questa ne è quella sta- finta. Ne metti una alla volta? Metti una lì, sì. Una alla metti volta. È un compressore 18 volt che è lì E con dietro. una batteria, vabbè, che ovviamente varia la durata in base a quanto ovviamente alzi e abbassi le braccia, come dicevi tu. Dalle prove che abbiamo fatto, cioè che hanno fatto i colleghi in Germania, c'è il nostro collega questo, lui ha detto che dalle prove che ha fatto una mezza giornata con una batteria ci dura tranquillamente. Man mano che tu ti muovi lui parte, quindi Sì, più volte sì, parte sì, più sì. si Più continua più a continua caricare. lavorare. Siccome online ho visto varie tipologie anche di altri brand di esoscheletro, sia per lavoratori sia per altre questioni o altri campi di utilizzo, una delle domande che ho fatto anch'io a Gianluca è stata: che tipologia di esoscheletro è questa qua? Attiva, passiva? Come funziona? Com'è categorizzata? Ma di esoscheletri, nella mia ignoranza totale, so che ne esistono vari tipi, sia attivi che passivi, diciamo. Sì. Questo qua è considerato un attivo perché ha un sistema effettivamente che va. Gli altri passivi sono tipo molle, Tipo molle o corde d'acciaio o corde elastiche. cioè quindi è una roba che vai tipo a stringere, quindi a dare più o meno tensione ad una molla. Il numero di corde e la posizione. Ok. Quindi aumenti o diminuisci la leva praticamente e quindi vai a diminuire o aumentare la potenza di utilizzo, ma non puoi disattivarle. Sì, come si fa in questo immagino momento, che sia un sempre po' più magari per chi non fa lavori, come in questo caso che ho studiato proprio per professionisti che devono stare sempre lì, ma più che ne so, un magazziniere che deve fare più giù No, con le l'utilizzo scatole. più o meno è lo stesso, perché comunque è sempre un lavoro che fa così, quindi ti aiuta nel momento in cui tieni le braccia Ok. alte, però ti aiuta sempre, cioè nel momento in cui tu devi abbassare le braccia, c'hai sempre la tensione della... Devi fare forza tu Sì, per sì. tirarla giù. Mentre ti aiuta quando sei col braccio alto, però ti impedisce di tirare giù le braccia. Schiaccia Mettiamo solo e Iron tu- Man. Altra domanda che mi avete fatto è: ma questo esoscheletro ti aiuta ad alzare dei pesi? Cioè, se io dovessi alzare delle robe più pesanti, mi dai una mano per alzarle? Per alzarle da così no, se è una cosa che fai questa cosa così sì. Ok, quindi Ma se è dico, una non, roba- non prendo una macchina e la rebalto. No, non è una cosa che fa questa, cioè Non diventi- non è un esoscheletro che fa quel tipo di Esistono lavoro. esoscheletri? Ci saranno degli esoscheletri probabilmente che fanno una cosa del genere, non lo so in futuro. Ok. Qualcosa forse c'è anche già nel mercato. Quindi così non ti questo serve a è niente, tutto basta. il mio peso. Poi in questo caso ancora peggio perché è messo solo in alto, ma non ti aiuta perché non ti aiuta a sollevare, ti Però- aiuta a tenere. Ah, no. Già quello è pesante, Sì, è però- pieno di batterie, quindi figurati. Nel momento in cui tu tieni anche qualcosa di più pesante, però ce l'hai così fermo, che ne so, 2 Steiner, questo lo tieni così, allora in questo caso ti aiuta. O devi portare una roba, ci però uno non è che... Beh, effettivamente... Aiuta, Minchia. aiuta. Questo non è studiato per aiutarti a portare e sollevare il peso, è studiato per aiutarti a tenere le braccia sopra, per lo più da questa altezza, quindi da quali più o meno sono le- a questa altezza. Altra domanda molto interessante che ovviamente vi starete chiedendo tutti è: per quale tipologia di professionista è stato pensato l'esoscheletro? Quali sono i lavori principali per cui è stato pensato? Cioè, al di là dici uno fa l'imbianchino, deve fare cartongessista... Lo studio è su tutti i lavori che devi tenere le braccia sopra Dalle spalle in su. dalle spalle in su, diciamo. Ma anche semplicemente quello che sta facendo il collega qua, quindi avvitare le viti sopra la testa, o anche una volta che fai questa cosa, quella parte lì va stuccata. Certo. Quindi tu peso ne hai pochissimo perché hai in mano la cazzuola, diciamo, patola. niente in tutto, ti tiene Però sul devi braccio. fare questa cosa, cioè Sì, sì, le robe in alto. anche solo a fare questa cosa senza Sì, fare mi viene in movimenti. mente proprio per pittori, cartongessisti che stanno lì in alto. Ma che- anche chi fa comunque lavori sempre sopra la testa, quindi mi viene in mente che ne so, fai controsoffitti, Ok, anche impianti della luce. impianti che dici, della sto lì, luce, devo mettere quindi tutto un l'elettricista che deve supermercato. fare tutti i lavori sopra, Chiaro. che passa le canaline, semplicemente anche solo spruzzare l'intonaco, Ok. e sei così. Altra domanda che mi avete fatto è: come me lo sento addosso? Effettivamente, com'è indossarlo
il peso, la maneggevolezza e tutto. Allora consideriamo un aspetto personale, perché io ho una corporatura di un certo tipo. L'esoscheletro ha tutte le possibilità di essere regolato per lunghezza di braccio, larghezza di spalle, lunghezza della schiena e tutto. Ovvio che rispetto a me, una persona che è alta magari 1,70 m, la sua vestibilità, il modo di indossarlo varia, e varia anche per queste ragioni qua. Se provi a fare un po' di movimenti così, come te lo senti? Così non parte il compressore. No, di mobilità va, cioè nel senso Cioè, non, ti senti non ti che tocca? No, non ti tocca, non lo senti neanche. Qua è ben ancorato, quindi non balla. Lo senti pesante addosso? Neanche Pesa un po'. 7 kg questo. No, neanche un po', nel senso scarichi bene sulla schiena. Detto questo, l'esoscheletro pesa 7 kg e sulla schiena ovviamente è un po' come avere uno zainetto. Cioè, non sento peso sulle spalle, non sento che mi pesa, non sento che mi dà fastidio, non sento ingombri vari, anche perché la fascia qua lombare che ti tiene è veramente comoda. Anche questo qua da stringere è comodo, non è scomodo indossarlo. Prova a dirmi un po' a secondo se ti senti... Io vado da Dio, cioè non mi sento rottura di cazzo addosso. Boh, me lo senti comodo? Come Sì, stai? sì, da Dio, perfetto. Sai cos'è bello più di tutti? Quando sei così qua su in alto, ti appoggia sotto e ti distribuisce tutto il peso. Cioè Ok. ce l'hai qua e senti sotto appoggiato Perché sulla qua schiena. proprio prema così. Esatto. Ok. Però non ti pesa, capito? Per via di ingombro, io ho le spalle molto larghe, ok raga? Quindi anche se la misura qua delle spalle io la allargo al massimo, rispetto anche a quello che avevo provato quando ero a Torino, adesso l'ho messo al massimo, non sento particolari scomodità. Cioè, riesco a fare tutti questi movimenti. Cioè, ovviamente andare dietro è complicato adesso, però lo strap qua sulle braccia non deve stringere e non dà fastidio a fare nessun movimento di questo genere, ok? Quindi fare questo niente. Fare una roba del genere non mi dà fastidio. L'unica roba che ho io, appunto ripeto, è che mi va a toccare la spalla, ma proprio perché ho le spalle larghe, raga, non posso farci niente. Prova a fare un attimo di movimenti, vedere come te lo senti. Io sento che facendo così ha una sorta di resistenza adesso. È spento, quindi non Sì, ci sì, sono non c'è- resistenze. Ma te lo senti scomodo che sbatte, per capire anche la questione più spalle, perché qua c'è proprio l'articolazione. Può essere che sia troppo largo sulle spalle? Dovrebbe starci di meno, se vuoi te lo accorcio. Prova a accorciarlo un attimo, vediamo. Cioè, se tu devi lavorare qua, figata, eh. Però sento che tocca sulla spalla adesso. Questo succede anche a me. Perché siamo grossi? Siamo grossi io e te. Mi sembra tutto messo al suo posto, fatto bene. Come avete sentito dalle risposte prima, per chi la vuole in falegnameria la vedo dura utilizzarlo. Non ci sono particolari lavori che richiedono l'utilizzo o comunque l'aiuto dell'esoscheletro. Nel senso, se fosse stato un aiuto per aiutarmi a sollevare i tavoloni di massello e spostarli, quello sarebbe stato bello. Quando ho fatto l'impianto qua, tutto a soffitto, sarebbe stato bello averlo. Quando ho messo giù tutte le lampade, stesso discorso. Però appunto in falegnameria non la vedo troppo pratica. Però come avete sentito anche da Gianluca, per chi fa controsoffitti, cartongessista, pittori, elettricisti che anche hanno l'occasione di fare tutta una fila di impianto a soffitto, per queste tipologie appunto di professionisti è sicuramente un attrezzo molto valido. Detto questo, oggi era solamente un video introduttivo, prime impressioni, per spiegarvi che cos'è l'esoscheletro, appunto come funziona, come si regola e a chi è rivolto. Prossimamente mi vedrete usarlo in alcuni lavori. Posso tenerlo questo qua in fase di test fino a ottobre. Suggeritemi qua sotto nei commenti se avete dei lavori specifici da fare, che magari se ho l'occasione di farli lo cercherò di testare. Ovviamente sotto in descrizione trovate tutti i link di Festool per andare a leggere più informazioni riguardante questo magnifico esoscheletro. Io vi saluto come sempre e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.